Si attende ancora la fine dello spoglio, la strada sembra segnata. Un commento a questa tornata elettorale e al risultato del fronte progressista. I dati che gli exit poll ci consegnano sono abbastanza inequivocabili. Aspetteremo ovviamente per conoscere il dato reale. Il fronte progressista ha presentato un'offerta politica di qualità. Di questo siamo assolutamente convinti, ha raccolto suggestioni, ha elaborato, ha immaginato un futuro possibile per la città. Questo è un punto di partenza, continueremo a lavorare in Consiglio e fuori dal Consiglio. La città è fatta non soltanto di palazzi del potere, è fatta di vita, è fatta di imprese, è fatta di associazioni, è fatta di famiglie, è fatta di chiese. Lì si fa la società ed è giusto che poi vengano le suggestioni raccolte e trasformate in atti dell'amministrazione. Ma la nostra idea è sempre stata questa, di essere parte della città e di voler, attraverso l'amministrazione comunale, nei diversi ruoli che poi ciascuno può svolgere, contribuire a disegnare un percorso di crescita. Questa città ha bisogno di crescita, ha bisogno di uscire da uno stato di ritardo di sviluppo e ha bisogno di proiettarsi un po' più lontano. Se il modello Catania di cui parla il Presidente del Consiglio è un modello valido, dovrebbe portarci alla crescita, alla riduzione della criminalità, alla riduzione della corruzione e staremo a vedere. Noi abbiamo un'idea diversa. Trentino ha appena affermato che vuole collaborare con l'opposizione, ha sottolineato che spera si crei qualcosa di utile per la città, anche se verrà pungolato che comunque ci sia qualcosa di costruttivo. Io non lo so se è possibile immaginare un percorso di collaborazione, ovviamente di correttezza istituzionale, questo non è neanche necessario ricordarlo, ma credo che abbiamo idee e modelli e mondi diversi in mente. Vedremo, ma le diversità sono tante. Caserta, ritorno, siamo per il TG, ci serve una dichiarazione, ormai i dati della sconfitta sono netti? Sì, i dati parlano chiaro, soprattutto se i dati reali confermeranno gli exit poll. Dicevo, una nostra offerta politica, un'offerta politica che resta in campo, è ovviamente minoritaria per coloro che hanno deciso di andare a votare. Resta tale, è un punto di partenza, va rafforzata, va arricchita e va riproposta, raccogliendo le suggestioni che verranno da qui in poi nella città. Non c'è dubbio che c'è bisogno di idee, c'è bisogno di proiettarsi verso il